Solidarietà Veneto, il fondo pensione più scelto nella nostra regione, compie 35 anni, un traguardo importante festeggiato con una giornata di dialogo e riflessione sul futuro della previdenza complementare, insieme a ospiti d'eccezione e un numeroso pubblico. Traguardo importantissimo, costruito dal 1990, 35 anni e non dimostrarli, nel senso che siamo passati attraverso diversi momenti facili ma anche momenti difficili. Dalla fondazione nel 1990 ad oggi il fondo è cresciuto costantemente, esponenziale la crescita soprattutto negli ultimi 5 anni. Il fondo ha registrato i tassi più alti di crescita proprio in questa fase, forse per il fatto della accresciuta consapevolezza riguardo al tema demografico nel nostro paese, ma anche senz'altro per la capillarità, per la presenza nel fondo sul territorio. Oggi il fondo è largamente il più diffuso nella nostra regione, con 170.000 iscritti, 2 miliardi e mezzo di patrimonio. Da sottolineare il fatto che questi 5 anni non sono stati affatto semplici. Dal Covid alla guerra in Ucraina, che avevano destabilizzato i mercati finanziari, e ancora il rialzo dei tassi e, arrivando all'attualità, la questione dei dazi. In questo scenario tutto fuorché semplice c'è una costante, l'apprezzamento nei confronti del fondo da parte dei cittadini del Veneto. È segno di una maturata consapevolezza e ci dà anche questo un senso di prospettiva sicuramente positivo. Forse proprio questo quadro, ancora in evoluzione, ha riportato l'attenzione dei giovani sull'importanza di prendersi cura del proprio futuro. Abbiamo grandi soddisfazioni perché non è vero che i giovani non aderiscono, anzi più di 13.000 under 35 negli ultimi 5 anni, quindi è un grandissimo risultato e significa anche fiducia nel fondo di previdenza complementare in Solidarietà Veneto. Fondamentale comunicare l'importanza di sviluppare una cultura previdenziale. Insieme a Veneto Welfare, dove sono stati incontrati 1.200 alunni con dei corsi proprio di educazione finanziaria e di educazione previdenziale. L'altro punto che è importantissimo è il tema della consulenza. Noi ora abbiamo 150 sportelli distribuiti in tutto il territorio dove i nostri associati o chi ha intenzione di saperne di più può rivolgersi, e quindi per far conoscere anche appunto ciò che la previdenza complementare e soprattutto Solidarietà Veneto è in grado di offrire. Tante le sfide del domani, una su tutte, far sì che sia sempre maggiore la sensibilità nei confronti della previdenza complementare. Ma è una sfida che in qualche modo stiamo già vincendo. Nel medio periodo capire come potranno evolvere anche i mercati finanziari. Si parla a livello planetario, non certo regionale, di un cambiamento anche radicale nella finanza planetaria, con la domanda riguardo al dollaro. Il dollaro sarà di nuovo il baricentro, sarà ancora il baricentro della nostra economia, della finanza, vale soprattutto per l'Europa, e se qualcosa cambierà, quale sarà la direzione? È una questione che non si pongono soltanto i fondi pensione, se la pongono tutti i risparmiatori, e certamente sarà una sfida di medio periodo. Grazie. La celebrazione dei 35 anni di Solidarietà Veneto si è conclusa con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, un nuovo punto di partenza per costruire il futuro di tutte le generazioni.